È durata poco meno di 10 minuti l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Favara, riunito in terza convocazione dopo che le precedenti due convocazioni, in prima e in seconda adunanza, non si era raggiunto il numero legale. La seduta, invece, l'ultima, si era aperta regolarmente con 10 consiglieri presenti. Quindi l'inizio della discussione che faceva presagire che la riunione si potesse svolgere regolarmente. Infatti i consiglieri presenti hanno dato il proprio sì per l'inserimento all'ordine del giorno della discussione di una mozione del consigliere Gerlando Nobile su temi di estrema attualità, sia politici che amministrativi, come l'emergenza loculi al cimitero, la bonifica dei rifiuti nel centro storico cittadino e anche la verifica della maggioranza. Accettata di buon grado anche la richiesta del consigliere Salvatore Bellavia di inviare una nota al CONAI per sollecitare la bozza di piano industriale indispensabile per la nuova gara del servizio rifiuti. Arriva finalmente il momento della trattazione del primo punto all'ordine del giorno, quando il tabellone elettronico segna rosso, ovvero non c'è il numero legale. La presidente Miriam Mignemi richiama l'appello, sono presenti solo 9 consiglieri, per cui la seduta per la terza volta consecutiva ricade per mancanza di numero legale. All'ordine del giorno c'erano importanti argomenti in materia finanziaria come l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2024 e diversi debiti fuori bilancio. Niente da fare, l'assise dovrà essere riconvocata, ma si dovrà cercare prima di superare gli ostacoli che determinano sistematicamente la caduta della seduta per mancanza di numero legale, in quanto i consiglieri non vengono in aula oppure quelli che sono presenti poco dopo riescono.